Buongiorno a tutti. Questa conferenza stampa è stata voluta da CNA e dalla scuola, dall'Istituto Alberghiero Cipriani, per presentare, anzi per dare un rendiconto, si può dire, dei progetti che abbiamo curato quest'anno, di cui voi siete stati, mi rivolgo soprattutto agli studenti che sono qui davanti, che hanno i progetti, dicevo, che ci hanno visto protagonisti, hanno visto voi protagonisti e le imprese artigiane CNA per quest'anno nella collaborazione che ormai dura da diversi anni tra la scuola e con CNA. Sono anche molto felice di annunciare che sabato a CNA riprenderà a fare un'importante premiazione che era stata interrotta dal Covid, perché continueremo a dare le borse di studio come facevamo anni fa, e sono 5 borse di studio destinate a 5 ragazzi meritevoli. Quindi questa è una notizia che vi do in anteprima e che mi fa veramente un immenso piacere anche dirvelo, perché i ragazzi meritano. E quindi io mi rivolgo anche a tutti gli studenti che sono qui, che volentieri possiamo essere di loro supporto una volta che hanno terminato il loro percorso formativo qui all'istituto. So, voi di che classe siete? Di quarta, quindi il prossimo anno è il giro di lancio e poi si parte, ok, dall'anno dopo si parte, molti di voi entreranno in pista dall'anno dopo, tanti di voi già lo fanno durante il periodo estivo, a qualcuno di voi potrebbe venire in mente l'idea di provarci da soli. Mi metto in proprio. Di mettersi in gioco. Giusto? Ecco, e la CNA è pronta per fornire tutte quelle informazioni che sono sicuro per voi saranno importantissime e per fugare tutti i dubbi che potrebbero venirvi su che cosa è necessario, quali sono i passi da fare per diventare un imprenditore. Ecco, fare i complimenti alla vostra preside, perché ci ha sempre dato una grande mano, una grande collaborazione, ma soprattutto anche noi abbiamo una grande stima di questa signora, di questo preside, perché veramente siete in buonissime mani. Però il secondo complimento io lo voglio fare a voi qua presenti, ma anche ai vostri colleghi che in più di un'occasione abbiamo incontrato in una serie di eventi che insieme a voi hanno raggiunto dei livelli eccezionali. Mi riferisco agli eventi che abbiamo fatto in piazza, no, ad Adria, pane e pizza, la magia bianca, eccetera, eccetera, e voi siete sempre stati straordinari. Io auspico e vi auguro di continuare questo percorso così come avete dimostrato di valere in queste esperienze. Quindi un complimento che mi viene dal cuore, personale, ma è molto sentito. Bravi, e un applauso ve lo faccio.